Nel sistema regionale Veneto lavoreranno nella notte di Capodanno più di 300 persone tra professionisti e volontari. Speriamo che gli utenti ci aiutino divertendosi in sicurezza. L'augurio di un Capodanno sereno da parte del direttore del SUEM Veneto Paolo Rosi arriva al termine di un 2022 denso di attività per gli uomini e le donne che nella nostra regione prestano servizio al 118. Abbiamo avuto un aumento addirittura del 15% delle chiamate, di oltre il 10% delle missioni, e quindi uno sforzo maggiore rispetto agli anni precedenti, con anche una ripresa forte dell'infortunistica stradale, che era un dato che non vedevamo da tempo. La centrale operativa di Venezia serve un bacino d'utenza composto da circa 1 milione di persone, cui vanno a sommarsi le decine di milioni di turisti che dalla laguna alle spiagge affollano le località della città metropolitana. In un periodo di normalmente quiete, diciamo, per tutti gli altri, noi siamo chiamati in prima linea e è un lavoro H24, 7 giorni su 7, e purtroppo le persone stanno male in qualsiasi momento dell'anno e noi siamo sempre presenti. Un lavoro che in occasione della fine dell'anno ha ricevuto la visita del direttore generale dell'Ustra e Serenissima Edgardo Contato. Questo è un segnale che ho voluto dare a questa comunità di professionisti che raccoglie direi la sintesi dell'abnegazione del Servizio Sanitario Nazionale. Quando c'è bisogno il Servizio Sanitario Nazionale e regionale c'è. E in particolare queste persone, quando ci sono le situazioni più critiche, i disastri più grandi, non possono fermarsi, perché è lì che c'è il massimo di necessità di supporto all'utenza, alla popolazione, ai più fragili.